l'anno accademico al College Universitario Sant'Efisio. L'ha seguita per noi Simona De Sole. Nato nel 2013 per dare alloggio a studenti e studentesse meritevoli, il College Universitario Sant'Efisio, ospitato nel complesso dell'ex seminario arcivescovile, è oggi un'importante realtà per i giovani fuorisede che raggiungono Cagliari per frequentare l'Ateneo. Oggi nell'Aula Magna l'inaugurazione del nuovo anno accademico che sembra già dare segnali di un ritorno alla normalità. Per noi è un anno accademico molto bello, devo dire la verità che abbiamo avuto tantissime richieste, molte iscrizioni, quindi ci sembra di poter tornare alla normalità e quindi speriamo, facendo tesoro di quello che abbiamo imparato nella pandemia, di poter vivere un anno con un entusiasmo che forse è un po' dimenticato. Presente all'inaugurazione anche il prorettore vicario dell'Università di Cagliari, Gianni Fenu. L'università ci tiene a essere qua perché tutte le iniziative come questa del Collegio Sant'Efisio che contribuiscono a rafforzare il perimetro universitario, l'attenzione dei ragazzi, lo star bene in comunità, vedono l'università presente. 112 gli studenti attualmente ospitati, per i ragazzi un'opportunità di crescita non soltanto professionale ma anche umana. L'aspetto più bello è che siamo tutti insieme, quindi facciamo un percorso che sia allo stesso momento singolo perché è personale, quindi di studio, però sicuramente l'essere in comunità ci porta a confrontarci e avere anche, diciamo, più voglia di stare tutti insieme e di studiare, quindi siamo molto più motivati